La decisione del governo di calmierare il prezzo delle mascherine fissando a 50 centesimi senza IVA il costo di quelle chirurgiche ha suscitato una netta presa di posizione dei farmacisti, costretti ad adeguarsi ma anche a fare i conti con vendite sotto costo. Noi abbiamo fatto la nostra parte, siamo una categoria che abbiamo fatto finora 15 morti, abbiamo 700 contagiati e siamo aperti alle necessità dei cittadini tutto il giorno. Però non capiamo per quale motivo noi che abbiamo acquistato queste mascherine a dei prezzi doppi a quelli che ci viene proposto dal governo, dobbiamo venderle alla metà del prezzo. Però una volta che avremo terminato le scorte, evidentemente io non vado a comprare una mascherina a 0,80, 0,90 centesimi per venderla a 0,50. Il rischio infatti è quello di tagliare fuori il mercato interno e doversi approvvigionare necessariamente all'estero. Ma certamente il rischio è di avere un prodotto di bassa qualità, evidentemente, e soprattutto, appunto, come diceva lei, di tagliare fuori i tanti imprenditori italiani, veneti, vorrei dire, che hanno iniziato a produrre mascherine.